stasera su Radio Popolare a doppia H degli ospiti che non sono dei rapper. Inaspettatamente questa sera si parla di cinema e musica, cinema e rap. Allarghiamo i nostri orizzonti. Abbiamo qui una formazione che vi abbiamo già presentato all'inizio della nostra stagione. Sono i Frank Santas, arrivano da Roma. Formazione al completo qui oggi nei nostri studi. Vi faccio presentare, ragazzi. Io sono Mastro e suono la chitarra. Frank Sandrello all'audio video. Orange e sono il basso. Frenetic Beat, Live Electronics. Ecco, come avete sentito, qui si suona, ragazzi, quindi sì, si suona un stiamo sacco. parlando di MC, qui oltre ai beatmaker c'è chi suona strumenti e chi si occupa della parte audiovisuale. Attenzione, perché le vostre sono delle performance audiovisuali, quindi innanzitutto chiariamo questo concetto. Allora, il nostro live si caratterizza con questo linguaggio, ovvero il linguaggio dell'audio-video. Che succede? Che io personalmente mi occupo di tagliare dei piccoli frammenti di video, di film, di footage vario, di footage che giriamo, di videogiochi, di qualsiasi cosa, e lo porto con me sul palco e ne facciamo, diciamo, il frontman del nostro gruppo. Come lo porti con te sul palco? Io lo porto con delle pennette USB. Quindi pennette USB è il frontman di fatto del gruppo, che questa sera purtroppo non parlerà, però tu gli darai la parola. Esatto. E quindi tu porti l'audio video, e poi che altro succede sul palco quando si esibiscono i Frank Santas? Beh, io porto la chitarra, è trasparente e rossa. Ma infatti, esatto, perché i particolari sono un po' questi, no? Sì. Quindi i colori Siete della tutti chitarra. vestiti con le felpe bianche, Esatto. perché c'è la divisa, no? Beh, diciamo che la nostra divisa, tra virgolette, è nata per una necessità di non rimpallare troppo magari certe volte il videoproiettore, quindi se eravamo bianchi si vedeva. Esatto. Siamo parte dello Fantastico. schermo. siamo Siete parte- diventate esatto, così anche un po' frontman anche voi. Allora, torna alla parte visiva o visuale, che dir si voglia, ma qual è il pozzo dal quale si pesca di più l'audiovisivo? Guarda, C'è una... È iniziato tutto con i film, quindi sicuramente il film, il nostro nome che è una citazione di un film, il nome dell'EP che verrà che è un'altra citazione di un film, cioè tutto ciò che è, comunque noi abbiamo iniziato con i film, quindi i film sicuramente sono importanti. Poi da lì comunque abbiamo cominciato un po' a variare e siamo passati ai videogiochi, siamo passati ai remix, abbiamo fatto il remix dei Kiss, siamo passati per degli atleti importanti come Muhammad Ali. Insomma, abbiamo un po' variato e poi siamo arrivati a cominciare a girare materiale nostro e quindi a prendere footage originale e inserirlo all'interno del nostro live. È abbastanza ampio il discorso. Esatto, per quanto esatto. riguarda. Hai detto prima che il vostro nome arriva da una citazione del film, non posso non chiedervi quale. C'era una volta il West. Once Upon a Time in the West. Sergio Leone. Che quindi immagino quella parte sia sempre presente Beh sì, nel ce la live. portiamo ancora tuttora In con realtà abbiamo noi. sviluppato un intro del concerto che è proprio basato su questa scena iniziale del film. Che è un po' una presentazione Sì, di fatto. esatto, Poi esatto, si entra e sì. dice- E poi al di là di Frank, voi avete questo verbo che è franchizzare, giusto? Lo franchizziamo. L'ho detto giusto, ecco. Sì. Che cosa vuol dire franchizzare? Vuol dire prendere, tagliare, moltiplicare e dividere. Poi Piegare il e film pie- alla volontà della Esatto. musica. Tu pieghi un'immagine e la fai diventare un cantante. Un attore diventa un cantante. Esatto. Un Terminator diventa anche lui un rapper. Proprio l'idea di andare a scegliere il nostro cantante per il pezzo nel mondo del cinema ci ha sempre stuzzicato, insomma. Com'è che vi è venuta quest'idea qua? La voglia di tirare dentro nella situazione club un linguaggio completamente nuovo che avevamo visto da altre band anche che lavorano in maniera simile alla nostra, come Addictive TV, Ecstatic, tutta roba di Londra e Inghilterra. Volevamo farlo noi però alla maniera live, ovvero come lo inseriamo in questo contesto. Quindi io sono arrivato con questo bagaglio di idee da Mastro qui alla mia destra, che l'ha messe in pratica effettivamente. Volevamo fare una cosa matta. quello è riuscita a quanto Ci piace pare. sfidare anche la Benissimo. tecnologia. E come nasce un vostro pezzo? Cioè i Frank Santas si trovano in studio e come funziona? In Guarda, tante gli cose approcci diverse. sono veramente tantissimi. Cioè, a volte magari viene giusto Andrello in studio e dice: oh raga, ho tagliato sto film, mi sono preso questo dialogo, questo e quest'altro. Si Becca. rimette sul suo campionatore, li sfrittella ben bene, ce li suona Li e franchizza. noi ci mettiamo della Esatto, musica li intorno. franchizza, ecco. A volte magari lui, non so, butta lì un'idea per un film e già magari il colore di quel film ti fa venire in mente il Esatto. mood del pezzo. Oppure si parte da un giretto, riff che certo. ci piace, di chitarra, di basso. Bisogna dire che a differenza di una band normale, i tempi di produzione per una cosa insomma come la certo. facciamo noi si allungano molto. Cioè il nostro è una cosa che si vede, la musica si deve vedere. Dove ogni band magari fa un disco, su 10 brani che sono nel disco fa 4 video. Per noi 10 brani sono 10 Sono 10
video, ragazzi. quindi è fantastico. Abbiamo in un vostro pezzo ho sentito rappare al Kogan e devo dire che mi ha Spacca. Sì, spacca. Gran flow, È gran flow. cattivo, è cattivo. Sì, però anche delle dei virtual featuring con dei gruppi. Sì. Tipo Colle del Fomento. Colle del Fomento. Tipo Salutiamo i Die ragazzi. Antwoord, giusto? Beh, guarda, diciamo quello di Die Antwoord è stato più un remix audio-video del loro pezzo e del loro video. Quindi abbiamo fatto il remix giustamente del pezzo e del video. Mm. Per i Colle è stata proprio una collaborazione e loro hanno anche registrato uno specialino nuovo al posto di Suona più forte delle bombe, cioè Frank Santas, quindi è stata più una collaborazione, un featuring. Quindi siete comunque tipo trovati in studio? Sì, avete sì, lavorato? certo, come no. Diciamo che quella collaborazione ha dato il via all'idea di fare virtual featuring, ossia di prendere dei gruppi che ci piacciono e farli cantare con noi in maniera virtuale, ossia proiettati su degli schermi a grandezza umana, quindi di fatto tu sul palco vedi noi che suoniamo e delle proiezioni di umanoidi che cantano con noi. In questo caso i Colle, e nell'EP che faremo ci saranno nuove collaborazioni. No, invece il vostro rapporto, visto che noi insomma saremmo una trasmissione hip hop, il vostro rapporto col genere, quindi col rap Beh, siamo amici, no? Beh, siamo molto amici. Voi venite da Roma, una città molto fertile da sotto questo punto Guarda, di vista. io personalmente insieme ad Orange ultimamente stiamo collaborando tantissimo, facciamo molti beat per questi rapper, per esempio Jamie Tights, Coez, Noiz, insomma una bella fetta di scena romana, direi. romane e non, non. ci piace insomma collaborare un po' con tutti perché ultimamente siamo molto ispirati su quella cosa lì. Si vede. Stiamo facendo Space Hop, lo potrete sentire sui prossimi dischi in uscita. Beh, se tu ti senti già la ballata del dubbio parte 2 sull'ultimo mixtape di Jamie Tights, quello che vi consiglio volume 4, pure se vi sentite anche Nevermind nel sempre disco di Jamie Tights. L'unico compromesso, esatto. Sì, l'unico compromesso. È un po' space hop, quindi Bene, visto che ne abbiamo parlato, io direi di andarcela ad ascoltare Nevermind di Jamie Tights, prodotta proprio da Frenetic e Orange. Radio Popolare, questa è Doppia H. Ci siamo appena ascoltati Nevermind dall'ultimo disco di Jamie Tights, prodotta da due dei nostri ospiti di questa sera, ovvero i Frank Sent Us. Ci siamo presi una piccola parentesi in questa puntata, non abbiamo ospitato esponenti del rap italiano, ma abbiamo ospitato qualcuno che, allora, innanzitutto fa una cosa che ci gasa tantissimo, fa una cosa che ci ha colpito molto, che comunque collaborano con il rap italiano e che c'entrano tantissimo con questa puntata che noi abbiamo un po' dedicato alla commistione tra musica e cinema. Allacciandomi al discorso dell'hip hop in generale, abbiamo anche un altro progetto interessante che per ora abbiamo nominato la trilogia del dollaro. E praticamente niente, si tratta di è una cosa un po' ancora work in progress, si dice così. giusto? Sì, sì, sì. E praticamente vorremmo diciamo associare alcuni rapper romani a cui siamo abbastanza legati. Romani o non solo. Praticamente si sviluppa su delle frasi e dei momenti salienti di alcuni film. Il rapper che collaborerà con noi praticamente affronterà momenti di questi film e rapperà, diciamo, come sanno fare loro e come probabilmente ci aiuterà Daniele a dire meglio di me perché conosce meglio il settore, ovvero sviluppando un testo apposta. Esatto, su l'idea è queste cose. dare un film a un rapper e dire ok, tu scrivi un testo e poi ti faccio fare le doppie dal film. E Invece invece trilogia del dollaro punto. quando? Bah, guarda, ai Come? tempi non lo so, si parla di dopo EP probabilmente, o forse si andranno a mischiare le due cose, non si sa bene. Se ce la facciamo piove, lo mettiamo sempre. nell'EP, se ce la facciamo. Vediamo Potrebbe come anche va. Abbiamo accennato prima a un EP, quindi allora cominciamo a chiarire la vostra situazione discografica, cosa c'è fuori, cosa c'è verrà, dentro e cosa verrà. e innanzitutto allora voi fate performance audiovisuali, quindi il supporto che si acquista vostro è un DVD? Ci piace sfidare il mercato. Esatto. Inizialmente però. è stato Guarda. un DVD, cioè il primo lavoro. Ah. Adesso abbiamo in mente un release digitale, quindi ci appoggeremo non Sui so, social, su esatto. YouTube, Vabbè, vari con link aggregatori. sì. iTunes che vendono anche video adesso, quindi Esatto, quindi siamo riusciamo. Bene, benissimo. Tra l'altro voi avete
avete un sito fatto molto bene, franksentas.com, giusto? Yes. Dove gli ascoltatori, se vogliono, possono andare, trovano già Scaricare i vostri molte video, cose. oltre che Esatto. tutta una descrizione molto colorita e animata di quello che fate e tutta la vostra, insomma, la vostra Nostra storia, il storia. vostro percorso. Bene, allora Che invece cosa ci dobbiamo aspettare dal prossimo futuro? EP? Orange, che ci dobbiamo aspettare? Beh, sicuramente una serie di ricche e ghiottissime collaborazioni con artisti che ci piacciono un casino. Diciamo che posso annunciarvi già che è forse stato uno dei primi nuovi virtual featuring, quindi successivo a Colle del Fomento, è Third Eye Chameleon, o Chameleon il pezzo si chiama esattamente, ed è un featuring con About Wayne, una band di Roma che a noi ci piace un casino, li seguiamo da tantissimo tempo e come per i Colle del Fomento ci siamo domandati, cavolo ragazzi, perché no, facciamoci una cosa assieme che i ragazzi spaccano. About Wayne li conoscerete sicuramente anche perché il cantante è il protagonista di una nota web series che si chiama Rasta, aiutami. Freaks, ok, ce l'ho. Giampaolo Presente. speciale. Yes. Bella Giampi. Questo diciamo è il primo virtual featuring che abbiamo concepito, il secondo sarà con Digi Alessio. Beh, diciamo che siamo riusciti ad uscire, insomma, dal nostro trip cinematografico, serie, videogiochi e footaggirato per arrivare poi al Il futaggiato. footaggirato, per arrivare alla consapevolezza di poter collaborare con artisti che ti piacciono. Beh, allora snocciola anche Anche il Reset. terzo nome. E allora vai di terzo nome. vai. Vai di terzo nome. Reset. Sono Reset. dei ragazzi di Milano che fanno tanti party, tanta bella musica che a noi piace. Faremo delle date insieme anche qui a Milano il 7 dicembre. Perfetto, allora visto che stiamo parlando di date, il prossimo progetto ha una data di uscita, un periodo almeno di uscita. Il periodo è febbraio, Bene, verso benissimo. del pomeriggio. Il pomeriggio di febbraio. Pomeriggio di febbraio. Un inizio primissimo, Sperando no? che non piova. Esatto. Con lo sguardo Guarda, del manager. butto giù un 22 febbraio. Olè! Se piove 23. Va bene, va bene. Ecco, rimanendo sul vostro live, che sensazione avete rispetto al pubblico, alla ricezione del pubblico? Come accoglie questo tipo Beh, di live? diciamo che le reazioni sono varie. C'è chi balla e fa festa, c'è chi magari sta impalato sotto palco per 2 ore e tu mentre suoni pensi, oh ma ti stai divertendo, ti piace? E loro sono serissimi, poi magari scendi dal palco e ti abbracciano e dicono fighissimo, sta un live fantastico. Avete sperimentato anche pubblici diversi da quello italiano. Quale vi sembra che recepisca in maniera più immediata questo tipo di performance? Se devo dire la mia, comunque la Germania e il Belgio ci hanno dato grandi soddisfazioni. Davvero? Abbiamo fatto festival, siamo tornati tante volte sia in Germania che in Belgio e i ragazzi sono stati sempre fantastici. C'è un posto dove non siete ancora stati a suonare che vi affascina? Napoli? Londra, assolutamente. Beh, in Italia anche, giustamente Napoli, è vero, a Napoli non siamo mai Napoli non siamo stati. mai stati. È strano Sì, comunque. vero. non siamo- Invitateci, cavolo. Ragazzi, Napoli. Ragazzi di Napoli, mi raccomando, si Facciamo un conta su di appello a voi. Napoli. Invece un live in particolare che ricordate, vostro e uno invece visto magari, che vi ha colpito. Nostro che mi ricorda ancora al Fusion Festival in Germania. Bellissimo, super wild. A livello di pubblico, di posto, di posto, di pubblico, era tutto un insieme di cose fantastiche. Una magia, una bella Esatto, era magia. magico. Fusion Festival lo consiglio a tutti gli ascoltatori, ragazzi, andate perché è un festival della Madonna. E tra l'altro, invece, in questo delirio di come dire, di eclettismo, cosa ascoltate voi? Io Billie Holiday. Jack White. Queens of the Stone Age e Beatles. Diciamo che noi più o meno tutti veniamo insomma da un altro mondo che è il mondo della saletta, dei gruppi, del provare. sì, Quindi ci piace anche sentire cose molto diverse da quello che poi facciamo, no? certo, infatti questo è Per esempio un ultimo gruppo che ho sentito che ci è piaciuto a tutti quanti tantissimo, Other Lives si chiamano, sono un gruppo veramente, fanno rock alternativo americano. Bene ragazzi, noi vi ringraziamo per essere stati con noi qui negli studi di Radio Popolare. Un grande in bocca al lupo. Grazie mille, grazie a voi ragazzi, a presto.